Quindi hai scoperto cosa pensano i dipendenti del capo? È tutto scritto qui, un identikit perfetto, presuntuoso, asociale, arrogante. Ne manca uno, Tirchio. Ma che tirchio, tirchissimo. Capo vedrà, oggi i suoi dipendenti cambieranno idea sul suo conto. Come se bastasse un buon caffè. 100 euro che andrà come dico io. 25, 50, 100. 100. Zitta, zitta, c'è lui. Capo, posso offrire un caffè? Ma non sia mai, sono io che lo offro a voi. Si sente bene? Benissimo, da oggi nuovo distributore, nuova politica aziendale. La pausa è sacra e il caffè che si beve lo è ancora di più. Permette, madame, quanto zucchero? 1, grazie. Lei è un capo meraviglioso. Questo caffè è buonissimo. E per forza, è caffè Borbone. Costa un po' di più, ma ne vale la pena. Eh già, la qualità si paga. Si paga? Caffè Borbone e ti senti un re.